Giorgio Tronca del Grande Nord, buonasera Tronca. A tutti, ciao. Buonasera. Uno speciale orologio dei giorni passati compare da oggi sugli schermi di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est per tenere costantemente aggiornati i propri telespettatori sui passi perduti sinora per i tanti contrasti interni al governo, quel governo che nel proprio contratto aveva promesso l'autonomia per il Veneto. Allora, Giorgio Tronca, non trovo che sia offensivo questo atteggiamento, questa chiusura totale, ma non solo la chiusura, perché se le chiusure sono, come dire, spiegate, argomentate, uno dice, vabbè, hanno quest'altro piano, hanno queste idee, ma qui c'è proprio la chiusura netta e totale a prescindere, no? È l'antica tecnica così un po' dei tempi degli anni di piombo, no? del marxismo, insomma, della sinistra radicale, che l'importante è demolire l'avversario, no? A prescindere da chi sia e da cosa valga l'avversario, cioè abbatterlo, demolirlo. È un po' così anche in questa situazione? Allora direttore, buonasera a tutti intanto. Io volevo, prima di rispondere alla sua domanda, volevo raccontarvi la mia avventura di questa sera, che sembra una roba stupida però. Ero messo partito da Vicenza, parto, dovevo fare benzina, no? Per venire fin qua. Faccio benzina e mi chiede un altro orologio, perché stavo una volta alle elezioni uno che ha detto da domani toglierò le accise dalla benzina, e ora mica mi tengo anche quello direttore solo che sia due, perché mi pare che sia passato più di un anno. Vabbè, detto questo mi parto, faccio l'autostrada, vengo avanti e vedo un messaggio il 19 di luglio, 19, domani è il 20, manca 2 mesi perché si concluda il periodo dei 6 mesi, il periodo per andare a firmare per riconoscimento della lingua veneta. Ripeto, si può fare nel comune di residenza, lo può fare tutti i residenti, e non capisco, tanti parlano di Veneto, tutti parlano di Veneto, tutti i veneti, stasera mi sento molto veneti, molto... Mi vorrei domandare, per esempio, vedo il governatore Luca Zaia, no? Va a firmare per riconoscimento della lingua veneta, mi pare una roba, mi piacerebbe saperlo da lui, se da firmare per riconoscimento della lingua veneta. Oltre a questo, oltre a dirlo in Veneto, questa sera vorrei anche dirlo utilizzando un'altra lingua che ha le fondamenta, diciamo, al fiorentino, era un dialetto fiorentino, parliamo del 1300, XIV secolo, poi toscano, poi è diventato italiano. E mi chiedo, in Italia ci sono molte altre lingue riconosciute, ce ne sono 3 riconosciute, il sardo, il friulano, e mi chiedo perché non riconoscere anche il veneto, cioè non c'è niente di male, anche uno che non lo parla abitualmente, è una cosa culturale, è una forma anche di rispetto secondo me, perché i nostri nonni parlavano in veneto. Dunque io chiedo a tutti di andare nel proprio comune di residenza e firmare per il riconoscimento della lingua veneta. Adesso arriviamo al punto dell'autonomia. Sento tante ciacque, ma che sento veramente tante, da tutti quanti gli esponenti politici, addirittura la gente sta cambiando proprio modo di fare politica. Mi pare che sia ancora questa idea di tenere come fondamentale la carrega, cioè cerchiamo di alzarsi e di riuscire, cioè 635 giorni, non si una settimana, vuol dire che per 635 giorni, che sono quasi 2 anni, di stava qua, non si vede neanche a parlare, ma cosa che ha fatto fino adesso? Cosa si sta fatto fino adesso dal governo? Lo domando a tutti i vari esponenti, cosa che vi ha fatto? Cosa che vi ha fatto? Cioè, non capisco come che si possa non dargli atto al fatto che un popolo che 3 milioni e rotti di persone gli va a votare per l'autonomia. Cioè, se è prevista, perché continuare a girare intorno?
Adesso viene fuori che uno mi viene da ridere, però mi viene una rabbia terribile, cioè non guardo neanche più il telegiornale. Cioè, mi pare di assistere a una partita, come ho detto altre volte, cioè sta giocando con gli altri. Bisogna che si svegliamo fuori e bisogna, direttore, che veramente cambiamo, che se devo da fare. Allora, Salvini, traditore del Veneto, anche la Meloni non vuole l'autonomia, di cosa state parlando? Lei con l'indipendenza diciamo, si fosse trovato diciamo, in questo ambito, in questa situazione, con questi ostacoli, che cosa avrebbe voluto fare? Allora, io ricordo, una volta quando ero leghista, ricordo che lo statuto, il primo articolo dello statuto non parlava assolutamente di autonomia, parlava di confederazione ed io qui rappresento prima il Veneto, del quale sono movimento del quale sono fondatore, che è confederato in Grande Nord. Noi ci crediamo ancora, noi ci crediamo e andremo sempre avanti, ne abbiamo subiti di tutti i colori, cioè gente che ci insulta, ho preso insulti, non me ne frega niente, io vado avanti e noi andiamo avanti e siamo compatti. Io credo nell'indipendenza, credo nella confederazione proposta da Grande Nord e continuerò sempre a combattere, tanto più che il 15 di settembre, che mi sembra ci sia puntita anche un'altra manifestazione, qualcosa organizzata non so chi, che non certo la Lega Nord, sarà un'altra manifestazione, ma io vado a Venezia perché a Venezia per il secondo anno ci troviamo con Grande Nord a parlare, a proporre la nostra soluzione a questa grande confusione che si è creata in questo paese. Perché io quando vedo da una parte Salvini, dall'altra Di Maio, io veramente rimango e dico ma c'è ancora qualcuno che ci crede? C'è ancora qualcuno che ci crede? Tutti gli argomenti toccati sono delle comiche, ma comiche veramente che fanno riflettere. Allora Giorgio Tronca, tornando ai veneti, no? Che scrivono, per esempio, è dal 1950 che manteniamo il centro-sud, veneti andiamo in massa a Roma. Ecco, c'è questo sentimento ed è diffuso o no, secondo lei, cioè di una rivolta, di una sensibilità, di una rabbia nei confronti dello Stato centrale che sull'autonomia non molla l'osso, che non vuole una riforma scolastica regionalizzata, cioè il popolo veneto che ha votato quel 22 ottobre 2017 cioè, ha perso le staffe o no in sostanza? O le perderà a un certo punto, perché il Presidente Zaia dice noi siamo un popolo pacifico, l'ha detto proprio nella nostra intervista, ma non vogliamo essere presi in giro. Questo può preludere, voglio dire, se uno gli pesti il callo 3, 4, 5 volte, alla sesta volta no, si arrabbia, no? Se proprio quello direttore penso che cioè noi altri veneti siamo persone che adesso il suo modo di vivere, lavoro, casa e sempre calmi, mandano soltanto bocconi amari anche, i viene tanto tolti in giro, non dismetteremo del residuo fiscale che mi viene sempre tolto dal nostro, cioè noi altri lavoriamo anche per gli altri, e cioè contribuiamo, il nostro contributo alla Nazione Italia, che lo diamo costantemente ogni anno, gli altri e anche altre regioni che danno anche più degli altri. Gli altri siamo un popolo tranquillo, dicevo che però credo che si sveglierà fuori perché deve essere il momento in cui capisse che si è tolti veramente in giro, cioè siamo costantemente derisi, tolti in giro, cioè passiamo da ubriaconi, da gente che non fa, cioè diamo un attimo da reagire a livello culturale, purtroppo non abbiamo neanche il tempo tante volte
da poter dedicare per autoamministrarsi, perché gli altri pensiamo, il nostro giro, dicevo, il nostro modo che mi consente di andare avanti la famiglia sostanzialmente, che è quello che noi possiamo fare. Se continuiamo così mi credo che non manca mia tanto, direttore, perché la gente comincia veramente, vedo mia, a rendersi conto che tutte le persone che riteneva affidate, che ha votato, che ha messi lì, in definitiva è il solito posto che era che altri, gli ha portato ai posti altri, in pratica mi fa la stessa roba sostanzialmente. Mi credo che presto, e lo credo vivamente, anzi lo spero, credo che gli altri se riveleremo questo modo schiavista che abbiamo di vivere in questa nazione, tra virgolette. Tronca il coinvolgimento del Parlamento quando invece il professor Bertolissi dice all'articolo 116 prevede che l'accordo sia tra governo e regioni, dopodiché il Parlamento può esprimere dei pareri ma non può emendare la legge, cioè non può cambiarla la riforma, no? Allora direttore, il mio intervento precedente che stavo completando era sul fatto che si parlava della Lega del Nord, da quanto so io la Lega non è più Lega Nord, questo è quello che mi so, è un partito che si dichiara a livello nazionale, per nazionale intendo da Trento a Sicilia. È ben diverso da come che vedo il discorso del Nord, cioè condivido in parte quello che si è stato detto, però mi pare che si devono imbrogliare un po' le carte, nel senso la Lega attualmente non rappresenta più il Nord, non lo rappresenta più, rappresenterà una parte del Nord, però rappresenta tutta la nazione Italia. Buon, dito questo, dei commenti di un campano, cioè questi commenti qua mi fanno venire un po' i nervi, perché i nervi non mi interessa più tanto, nel senso la solita menestra che sento da sempre dire, cioè fin adesso dove esistasti qua, cioè adesso che viene fuori il problema posto in rilevanza dal Nord, salta fuori sti qua che vuole mettere disposizioni in merito al nostro volere autonomia o indipendenza. Cioè non mi trovo una roba un po' troppo facile buttarsi dentro un discorso solo per l'idea di contestare, di creare, perché cioè se siamo partiti con un referendum, siamo partiti con tutta vogliamo fare qualcosa che sia costituzionale, cioè perché fare tante critiche, cioè perché cercare di mettere sempre il petto sul RUE, e perché in realtà lo saremo, perché siamo la macchina che porta avanti tutto, noi altri siamo la macchina che porta avanti tutto, e cavarghe roba a sta macchina, cioè isolarla, come dire stiamo a piedi senza macchina. Dunque è chiaro che nessuno dei URI, intendo i governatori delle regioni che non sono del Nord, sarà come si dice, compiacenti sul fatto che viene chiesta l'autonomia come che chiediamo gli altri. Perché? Perché per loro sarebbe una zittetta, sarebbe una roba veramente terribile. Grazie a Giorgio Tronca. Grazie, al riconoscimento della lingua veneta andate a firmare.